Elezioni politiche, scontro nel PD dove le decisioni dei vertici fanno infuriare gli esclusi e scontentano la base. In lista i fedelissimi di Renzi, la segreteria regionale è convocata d'urgenza per domani. Apertura dell'anno giudiziario della Corte d'Appello, allarme per la prescrizione dei processi, boom di patrocini gratuiti ai migranti. Era scomparsa da ieri pomeriggio, trovata morta questa mattina a Pieve di Cadore una quindicenne di Sappada. Shock in paese, si tratterebbe di un gesto estremo. Tragedia sfiorata questa mattina a Padova, dove un anziano è finito con l'auto dentro un'edicola tabaccheria, per miracolo nessuna vittima. Lascia il suo beagle ad un dog sitter, ma al suo ritorno trova l'animale morto, un 43enne di Bassano denunciato per maltrattamenti. Ha lasciato 18 regali alla sua bimba prima di morire di tumore. La storia della trevigiana Elisa Girotto ora diventerà un film. Applausi a scena aperta per 10 minuti al Teatro Comunale di Treviso per la rappresentazione della Traviata, evento che ha chiuso la stagione lirica dal Monaco. Buonasera, ben ritrovati. Lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano: le elezioni politiche, scontro nel PD dove le decisioni dei vertici fanno infuriare gli esclusi e scontentano la base. In lista i fedelissimi di Renzi, tra le vittime illustri il veneziano Martella e la trevigiana Rubinato. Dalla segreteria regionale e da quelle provinciali bocche cucite. Sentiamo. I fedelissimi di Renzi innanzitutto, lo scontento delle minoranze del partito, quelle che fanno riferimento a Orlando ed Emiliano, il malumore diffuso della base che subisce le scelte dei vertici. Lascia segni profondi la lunga notte della direzione nazionale del PD, continui rinvii, trattative febbrili per chiudere le candidature a Camera e Senato, che mietono vittime illustri come il veneziano Andrea Martella e la deputata trevigiana Simonetta Rubinato, che spiega senza giri di parole: mi hanno chiesto di fare la tappabuchi e ho detto di no. È molto meglio, credo, è più utile che io rimanga qui a lavorare a favore del mio territorio che non scendere magari a Roma per scaldare una poltrona. Capolista del PD per il proporzionale alla Camera a Venezia, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini, insieme alla deputata uscente Sara Moretto e a Nicola Pellicani, giornalista e consigliere comunale in Laguna. Tutta la formazione delle liste sono sempre storicamente accompagnate da polemiche e da malumori. Questo è la storia dei partiti, è piena di queste situazioni. Credo che adesso bisogna guardare avanti e bisogna far sì che il centro-sinistra, il partito in particolare, punti a vincere le elezioni a Venezia e nel resto d'Italia. Nelle altre circoscrizioni a fare da capolista deputati uscenti: per Belluno Treviso Roger De Menec, a Padova Alessandro Zan, a Vicenza Filippo Crimi, a Verona Giampiero Dalmoro. Per il Senato capolista nella circoscrizione 1 non lo stesso Renzi come sembrava inizialmente, ma il capogruppo a Cafarsetti Andrea Ferrazzi, seguito dalla trevigiana Laura Puppato. In Veneto 2 candidati Danilo Sbrollini e Vincenzo D'Arienzo. Solo un posto nell'uninominale in un collegio a rischio come Chioggia e Rovigo, infine, per il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Convocazione d'urgenza per la segreteria regionale del PD Veneto, decisa dal segretario Alessandro Bisato per domani mattina a Padova, dopo le trattative a Roma per la formazione delle liste. Il gruppo dirigente spiega una nota, ascolterà il resoconto delle concitate, travagliate, controverse trattative avvenute negli ultimi giorni a Roma per la definizione delle liste e deciderà le linee su cui impostare la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo. Per l'importanza dell'appuntamento è stato deciso di allargare l'esecutivo al presidente dell'Assemblea Giovanni Tonella, esponente della minoranza orlandiana, oltre che ai rappresentanti dei giovani democratici e delle donne democratiche. Ed intanto la candidatura della grillina di Cismon del Grappa, Sara Cunial, è in bilico dopo la sua presa di posizione in materia di vaccini. Sentiamo. Penso che siano parole gravissime e che in una giornata come quella della giornata della memoria, come il 27 gennaio, queste parole ancor più facciano spaventare di una classe dirigente che si candida ad essere tale e non ha rispetto per chi ha vissuto questa tragedia.
È bufera sulle parole di Sara Cunial, aspirante deputata del Movimento 5 Stelle di Cismon del Grappa in Val Brenta. L'imprenditrice agricola, in un messaggio postato in rete 10 giorni prima delle parlamentarie, aveva paragonato al genocidio una paventata vaccinazione di massa dei bambini contro l'influenza. Parole portate alla ribalta da Rete Veneta che hanno fatto il giro del paese, generando non poco imbarazzo tra le fila del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio i vertici veneti hanno annunciato una presa di posizione ufficiale sul caso. Dichiarazioni non ancora ufficializzate, ma è chiaro che con quel post Cunial rischia a questo punto addirittura l'esclusione dalla lista che le dava la prospettiva di un biglietto per il Parlamento. E intanto gli avversari politici assestano il colpo. Quello che spaventa invece è vedere che sul territorio, al di là delle preoccupazioni, delle perplessità dei genitori, ci sia chi specula in questo modo sul tema e lo faccia candidandosi peraltro a importanti cariche rappresentative nel Paese. E lasciamo questa pagina politica. All'inaugurazione dell'anno giudiziario in Corte d'Appello l'accusa del presidente degli avvocati veneziani Affari d'Oro per pochi sulla difesa d'ufficio dei profughi. La tutela d'ufficio dei migranti, cioè con il legale completamente gratuito per l'interessato ma pagato dallo Stato, ovvero dai cittadini, un affare per pochi e che per questo dovrebbe essere motivo di indagine. Così nel pubblico j'accuse della relazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Credo molto difficile che un povero disgraziato che sbarca da un gommone possa scegliere l'avvocato Tizio piuttosto che l'avvocato Sempronio. Noi come Ordine di Venezia siamo, tra virgolette, costretti a concedere il gratuito patrocinio di fronte a delle mancanze di indagine che non competono a noi. Il patrocinio gratuito per i migranti, ovvero dai 700 agli 800 euro a pratica a carico della collettività continua Chersevani. Parliamo di 5 milioni di euro, che non sono poca cosa. Giustizia in allarme con il 45% dei processi che finisce prescritto, distruggendo i lavori e i costi del procedimento stesso, così il Presidente della Corte d'Appello. Serve un cambio, una rivoluzione di mentalità tra noi giudici. Cioè noi giudici dobbiamo sentirci, come ho detto, una filiera e collegati l'uno all'altro. Il nostro modo di ragionare chiusi nel nostro ufficio, noi e il nostro fascicolo, e isolati per fasi non è più possibile, perché oggi la giustizia ha ancora meno risorse che nel passato. Dalla relazione del nuovo procuratore generale Antonio Mura emerge inoltre la costante attenzione dei procuratori sui reati spia che possono indicare l'infiltrazione della criminalità nel territorio. Oggi a Palazzo Grimani, tra i presenti, per la prima volta anche una scolaresca, la seconda B del Liceo Scientifico Benedetti di Venezia, l'occasione il giorno della memoria e dell'80° anniversario dell'emanazione delle leggi razziali. Ieri sera l'Assemblea dei residenti di Cona per discutere del progetto ministeriale di creazione dei prefabbricati nel lab. Dal sindaco un appello, sentiamolo. Vorrei andare a Roma, facciamo una corriera, 2 corriere, 3 corriere. Se dovessero dire chi è responsabile, dico che sono io responsabile. Io dico che sono io responsabile, me ne prendo io la responsabilità, ma voglio che nel pullman ci siano le persone. La proposta arriva quasi alla fine dell'assemblea e all'inizio accoglie quasi spiazzati i residenti nella sala. Il primo cittadino di Cona a Roma martedì per sapere come e quando i ministeri competenti vogliono attuare il progetto della prefettura di moduli abitativi al posto della tendopoli nell'ex base. Come dire, altro che chiusura, l'hub diventa permanente. Una notizia giunta prima dell'inchiesta della finanza che ora vede 6 indagati tra cooperativa e prefettura. Insomma, se è vero che l'indagine getta ombre lunghe sul futuro del centro migranti, è altrettanto vero che i residenti esasperati non si sentono tranquilli. Ma cosa che mi ha fermato i lavori? Punto. E ormai è il governo che ha fatto anche qui e avanti. Ci sono disagi per loro perché effettivamente sono messi come le bestie. Ci sono disagi per noi. La gente ha paura, si chiude in casa. Perché dobbiamo vivere così? E allora perché non trasformare la trasferta del sindaco Panfilio in una manifestazione? Certo che sono d'accordo e sto andando a scrivermi apposta perché così non si può più fare. Andare a Roma è un motivo per far capire che esistiamo
esistiamo come comunità, come paese, come gente che da 2 anni e mezzo a questa parte ha un disagio che non è da poco. Ecco. Prime sottoscrizioni già firmate, anche se qualcuno resta dubbioso. Noi ci arrestano quando andiamo a protestare, ci arrestano. Perché? Perché hai una casa, perché hai un affitto, hai figli, loro non hanno niente da perdere, si possono alzare alle 5, alle 6 di mattina e andare in piazza a protestare con una panchina, lo fai tu, vieni subito preso dai carabinieri. Rimane la delusione per l'assenza della politica. La complessità del problema poco si addice a una qualsivoglia classe politica che è pigmea rispetto alla grandezza del problema. Ci spostiamo nel Bellunese, trovata morta a 15 anni sotto un ponte, una tragedia, ha colpito l'intera comunità di Sappada, dove la ragazzina scomparsa ieri pomeriggio viveva assieme ai genitori e alla sorella. Una tragedia immensa che ha colpito un'intera comunità. Anna, 15 anni, è stata trovata morta sotto il ponte Cadore. Era scomparsa da Sappada, dove viveva con i genitori e la sorella il giorno prima, quando non era rincasata. L'allarme lanciato dalla sorella, che aveva chiesto aiuto sui social, un tam-tam che in un attimo aveva raggiunto tantissime persone. La famiglia aveva chiamato anche i carabinieri ed erano scattate le ricerche. In tanti si erano mossi per cercare la ragazzina. Il soccorso alpino bellunese già ieri sera aveva iniziato a scandagliare la zona dove era stata vista per l'ultima volta. Era scesa dall'autobus vicino a Caralte, nel comune di Perarolo, distante da casa sua diversi chilometri. Poi di lei si erano perse le tracce, fino a questa mattina, quando il SUME di Pieve di Cadore ha trovato il corpo senza vita di Anna, sotto il ponte, quel ponte alto che già ha visto tantissimi drammi, troppi. Sul posto sono giunti subito anche i carabinieri. Anna, secondo gli investigatori, difficile capire cosa possa essere scattato nella mente di una giovane con una vita e tanti sogni ancora da realizzare. Anna studiava all'Istituto di Ottica Ipsia di Pieve di Cadore. Ieri stava tornando da scuola, probabilmente già con quel tragico pensiero in testa. Ed ancora cronaca, è un bimbo bassanese, la terza vittima dell'influenza in Veneto. Il suo piccolo cuore malato non ha retto alle complicazioni respiratorie di una pesante influenza. Così un piccolo di appena 2 anni, originario del Bassanese e figlio di una coppia di cittadini nordafricani, è deceduto nei giorni scorsi all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Il bambino era stato ricoverato all'ospedale San Bassiano il 5 gennaio scorso e immediatamente trasferito in terapia intensiva pediatrica al San Bortolo. Sottoposto ad ogni possibile terapia, si è spento la sera del 7 gennaio per insufficienza respiratoria. Il piccolo, fortemente debilitato da un grave problema cardiaco, era già stato ricoverato in passato in terapia intensiva a Vicenza ed era in attesa di un intervento correttivo di una grave malformazione cardiaca che lo affliggeva dalla nascita. Questa volta però le complicanze sopraggiunte a causa dell'influenza gli sono state fatali. Il piccolo bassanese è la terza persona morta per influenza in questa stagione in Veneto. E torniamo ora a parlare di Fabrizio Pozzobon, l'imprenditore di Castelfranco, militante nelle file della Lega Nord, scomparso nel nulla nel 2016 durante un viaggio in Turchia. L'uomo sarebbe stato rapito dai miliziani in Siria perché ritenuto una spia. Si riaccende la speranza che sia ancora vivo, dice Nazareno Gerolimetto, consigliere regionale della Lega Nord. Adesso dico per fortuna che ormai lo si davano per disperso e si prospettava anche la situazione peggiore. Adesso io dico meno male che sembra sia in vita e sono davvero preoccupato anche per quali condizioni di vita possa avere in questo momento trattenuto in quei territori da quelle frange estremiste. Nessuna notizia ufficiale sulla sorte di Fabrizio Pozzobon, militante nelle file della Lega Nord ed imprenditore di Castelfranco, scomparso nel nulla nel dicembre del 2016. Ma dopo quasi 1 anno e mezzo di silenzio si riaccende, seppur flebile, la speranza che possa essere ancora in vita. La svolta su questo giallo arriva dall'inchiesta di Milano su una famiglia egiziana residente a Como accusata di terrorismo internazionale. Il padre arrestato mentre il figlio, ricercato con un mandato di cattura, si troverebbe in Medio Oriente per combattere. Ed è proprio durante una conversazione che sarebbe emersa questa verità. Il giovane avrebbe fatto da interprete negli interrogatori dei miliziani a Fabrizio Pozzobon. Si parla di qualche tempo fa, poi dell'imprenditore trevigiano. Non si sarebbe più saputo nulla. Ma facciamo un passo indietro. 1 anno e mezzo fa Pozzobon lascia il trevigiano per un lavoro in Turchia, così almeno dice anche alla famiglia.
Poi una foto che lui stesso invia ad un amico lo ritrae con alle spalle un palazzo bombardato. Qualcosa non torna. Alcuni mesi dopo la DDA di Venezia e il ROS di Padova accertano un suo tentativo di arruolamento nell'ISIS per combattere in Siria. Poi il silenzio, una notizia che sconvolse quanti lo conoscevano. Per la verità io ho manifestato un certo stupore quando mi hanno prospettato l'ipotesi che avesse potuto aderire alle frange estremiste dell'Islam. Io l'ho sempre considerato una persona tranquilla, pacifica. Pozmon sarebbe tenuto prigioniero in un covo di terroristi sulle montagne, ma sul suo stato di salute e sulla sua sorte non si sa nulla. Ex Popolari, Fronte, Banca Intesa, oltre alla citazione in giudizio le associazioni chiedono conto dei trattamenti riservati agli ex correntisti acquisiti dall'Istituto di Credito. Un provvedimento che secondo noi è stato coraggioso ma giusto, ha accettato di poter citare come responsabile civile la Banca Intesa. Parla l'avvocato che ha aperto la strada alla possibilità di chiamare in causa il grande acquirente delle due popolari venete, Banca Intesa. Di fatto questo provvedimento consentirebbe a chi vanta dei crediti di chiamare in giudizio Banca Intesa, in base alla legge che prevede che chi compra acquista anche i debiti. Plaudono le associazioni. Questa è una buona notizia. Teniamo presente che però c'è una legge che protegge Banca Intesa, però questa fa impensierire Banca Intesa e a Banca Intesa noi diamo un messaggio: non ci fermeremo mai fintanto che i risparmiatori non avranno avuto fino all'ultimo centesimo dei loro risparmi. Ma con Banca Intesa le associazioni sono pronte ad aprire anche un altro fronte che riguarda i correntisti passati di punto in bianco dagli sportelli delle ex popolari a quelli di Intesa e che oggi si vedono addebitate nuove spese. Tutti i giorni arrivano soci disperati che addirittura chi è fuori da magari 2 giorni gli mettono in conto il 20% di interessi. Non è normale questa cosa. Le associazioni sono pronte a dare battaglia. Noi siamo già pronti a fare delle iniziative per tutelare queste persone. Associazioni che da mesi stanno chiedendo un incontro con i dirigenti di Banca Intesa e che lanciano un appello. Vi facciamo un appello col cuore perché voi siete nel territorio, noi siamo nel territorio, se vogliamo avere un futuro dobbiamo metterci d'accordo. Ci spostiamo nel veneziano e bufera tra gli avvocati veneti e veneziani dopo lo shock di 2 colleghi di Mestre con cui offrivano consulenza ai familiari delle vittime del disastro ferroviario di Mestre. Ora i 2 avvocati rischiano la sospensione. C'è parso forse uno sfruttamento di una disgrazia. Parole dure di sdegno da parte degli avvocati della sezione civile veneziana con il loro presidente nei confronti dei 2 colleghi di Mestre accusati di sciacallaggio dopo il post del loro studio apparso sui social con cui offrivano consulenza gratuita ai familiari delle vittime del disastro ferroviario di Pioltello, specificando che il pagamento di spese e compensi legali avverrà solo a risarcimento ottenuto. Così, dopo essersi anche geolocalizzati sul luogo della tragedia nel post rimosso dopo poco, visto gli immediati commenti di condanna. Sicuramente si ritiene che sia lesiva della sensibilità di quelle che sono state le vittime, sicuramente intempestiva. Le valutazioni poi sulla conformità con il nostro ordinamento appunto disciplinare spetteranno appunto al Consiglio di disciplina. Noi non approviamo certamente le modalità che sono state attuate. E se ora sarà il Consiglio di disciplina regionale degli avvocati a valutare se possano sussistere gli estremi per procedere contro i 2 legali che rischiano dalla censura ad una sospensione, vero è che umanamente parlando il fatto crea seria indignazione. Ora ci aspettiamo le pubbliche scuse, dice il Presidente della Camera Civile veneziana. Una circostanza che andrà chiarita, ma sulla quale insomma è bene far vedere che l'avvocatura non è dallo stesso lato. Tragedia sfiorata questa mattina a Padova, fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i danni per un'edicola cartoleria sono davvero ingenti. Se vediamo.
Dentro la notizia, un po' troppo però stavolta, tanto da far prendere un grande spavento al titolare a una cliente della edicola cartoleria di via Armistizio 289. Verso le 9.45 è successo un incidente clamoroso e impensabile. Un'automobile guidata da un 78enne padovano, forse per un'errata manovra di parcheggio, ha completamente sfondato la vetrina del negozio, quasi entrandoci dentro. I danni sono ingenti, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Io stavo vendendo i giornali con la cliente e ho visto venire giù tutto, è tempo di rendermi conto, di capire, tutta scaffalatura per terra e la macchina a cavallo della vetrina. Tremendo, perché non riuscivo a capire cosa stesse succedendo, perché è stata una bomba. Sul posto i vigili urbani e pure un buon numero di curiosi. È probabile che a portare la Peugeot contro la vetrina sia stata la perdita di controllo del cambio automatico da parte del conducente. Molto spavento per tutti, nessun ferito e l'esercente che spera che in attesa della nuova vetrata le temperature non scendano troppo. Lavorare per molte ore al freddo non è piacevole. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la cronaca da Bassano. Cane morto denunciato, il dog sitter. Aveva lasciato il suo amato Beagle di nome Lino ad un dog sitter di 43 anni, residente a Bassano del Grappa. Lo pensava in mani sicure, invece al suo ritorno a casa lo ha trovato privo di vita. Gli esami a cui è stato sottoposto il cane hanno evidenziato che ad essergli fatale non sarebbe stata una caduta dalle scale, come raccontato dall'uomo che lo aveva in cura. Per questa ragione per il 43enne è scattata la denuncia per maltrattamento di animali. I fatti risalgono allo scorso 17 novembre, quando la padrona di Lino si è rivolta alle forze dell'ordine per esporre le proprie perplessità. Immediatamente sono stati sentiti i veterinari della sede di Vicenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, che hanno eseguito gli accertamenti sul Beagle. Durante gli esami è emersa la frattura di 2 vertebre spinali con la conseguente lesione del midollo. I medici sono stati quindi sentiti dai carabinieri e dalle loro dichiarazioni è emersa una discordanza tra la dinamica dichiarata dal dog sitter e quella emersa dai risultati clinici, tanto da far pensare che quelle ferite potessero essere causate da cadute dirette dall'alto oppure da una forte pressione esercitata alla base del collo di Lino e non da una caduta sulle scale. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri di Bassano hanno trovato un ambiente non conforme ai regolamenti comunali e sanitari, oltre a scorrettezze in materia fiscale. Per questa ragione ad interessarsi del caso ora sarà anche la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Lascia 18 regali alla sua bimba prima di morire, la storia di mamma Elisa diventerà un film. La sua storia ha commosso tutto il mondo. Elisa Girotto, la giovane mamma di Spresiano venuta a mancare il 22 settembre scorso, dopo una lunga battaglia contro un cancro al seno che non gli ha lasciato scampo, decise di lasciare prima di morire 18 regali alla sua piccola di 1 anno. 18 doni che il padre consegnerà alla piccola Anna ad ogni compleanno fino alla maggiore età. Questa storia drammatica che parla di un amore immenso ora entrerà anche nelle sale dei cinema perché, è notizia di questi giorni, ne verrà realizzato un film. Il regista sarà Francesco Amato e le riprese potrebbero già iniziare verso la fine del 2018 per uscire nelle sale nel 2019. Era una donna straordinaria, ci disse il papà Alessio Vicenzotto, quando a novembre il comune di Spresiano aveva intitolato ad Elisa la sala al piano terra della biblioteca comunale, dove opera lo spazio mamma e lo sportello donna. Sì, l'insegnamento è sicuramente quello di non mollare mai, di crederci fino alla fine e di perseguire i propri sogni come lei ha fatto. Elisa e la sua bambina saranno dunque le protagoniste di un film che sicuramente sarà in grado di toccare il cuore di milioni di persone. Un film, ci auguriamo, in grado di sensibilizzare anche sul tema della ricerca scientifica, come ci ha detto il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Beh, io mi auguro che le istituzioni, lo Stato in primis, investa sempre più nella ricerca e poi che magari anche parte del ricavato del film venga devoluto a questo alto scopo. Ed ora vediamo le immagini della cerimonia per la 43esima edizione del Premio Nonino.
Una festa della cultura e dei prodotti di qualità per celebrare valori fondamentali come rispetto dei diritti umani e solidarietà, tutela dell'ambiente, amore per la natura e le tradizioni. Solenne partecipata a Ronchi di Percotola, cerimonia del 43esimo Premio Nonino, istituito dalla famiglia di distillatori friulani per rendere omaggio alle più interessanti personalità della cultura del mondo contemporaneo. Sono tanto felice perché vedere quanti amici ci vogliono bene e sono con noi anche attraverso la vostra televisione per condividere dei momenti di grande nutrimento, secondo me, dell'anima, perché la fortuna di sentir parlare dei grandissimi maestri del nostro tempo è veramente un privilegio. Vincitore del Premio Internazionale Nonino 2018 il poeta e romanziere albanese Ismail Kadare, cantore del popolo albanese e antitotalitarista. Il Nonino Risit Daur è andato al gruppo internazionale PUR, progetto benefico tra sommelier, birrai e distillatori che ricerca la purezza del prodotto. Il premio Nonino a un maestro del nostro tempo è stato assegnato al filosofo Giorgio Agamben, campione del libero pensiero. È un gioiello, una radice che PUR ha scoperto e ha voluto dedicare al Nonino Tonic, dandogli la ciliegina sulla torta. E oltretutto è un grande aiuto alla terra dell'Amazzonia, al popolo dell'Amazzonia, e lo trovo una cosa stupenda, più civiltà di contadina di questa, come ha detto benissimo Agamben, non poteva esserci. E il 43esimo premio mi sta nel cuore, hanno detto sono stati toccati dei momenti di un'altezza, di una sensibilità del cuore, che io credo che andremo via da qui tutti più buoni, più bravi e più felici. Ed ora la lirica con la Traviata, che da ieri sera fino a martedì è di scena al Teatro Comunale di Treviso. Oltre 10 minuti di applausi a scena aperta hanno sancito il trionfo della Traviata di scena ieri sera al Comunale di Treviso. Note inconfondibili per un evento che ha chiuso la stagione lirica al Del Monaco, con un tutto esaurito fin sull'Oggione, vero colpo d'occhio che conferma la passione del pubblico trevigiano per il melodramma, o forse per Giuseppe Verdi e le sue inconfondibili composizioni. Grande interpretazione di tutto il cast, a partire dal tenore Leonardo Cortellazze fino al soprano Gilda Fiume nel difficile per estensione vocale ruolo di Violetta. Talvolta geniali le scelte sceniche fatte su misura per il nostro comunale. Infine una menzione particolare per coro e costumi, la cui ricchezza ha dato quel tocco che ha reso davvero unica la serata, per un'opera che ha già il tutto esaurito nelle prossime repliche. Ed è proprio tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Domenica in compagnia dell'alta pressione che porterà un tempo sì asciutto ma anche tante nebbie sulle nostre regioni. Diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto attenzione alle frequenti riduzioni della visibilità con nebbie anche resistenti per tutto l'arco della giornata. Più spazi soleggiati sul Bellunese, non sono previste piogge degne di nota.
Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, minime tra 5 e 8 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui foschie, nebbie e nubi basse, specie sui settori meridionali della nostra regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata. Più sole sui monti con cielo in prevalenza sereno. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori minimi tra 5 e 8 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una bella domenica di sole, prevediamo solamente qualche foschia o nebbia al mattino sui settori meridionali, ma in rapido dissolvimento. Cielo sereno o poco nuvoloso sui restanti settori. Temperature massime tra 4 e 10 gradi, valori minimi tra -3 e 2 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli dal nord-ovest. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.